Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetti da 1 a 12. E dice così la parola di Dio. Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio per la preghiera dell'ora nona, mentre si portava un uomo zoppo fino dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel Tempio. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, egli chiese loro l'elemosina. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: «Guardaci». Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: «Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra, lo sollevò e in quell'istante i piedi e le caviglie gli si rafforzarono. E con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare ed entrò con loro nel Tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio e lo riconoscevano per colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio, e furono pieni di meraviglia e di stupore per quello che gli era accaduto. Mentre costui teneva stretti a sé Pietro, Giovanni, tutto il popolo stupito accorse a loro al portico detto di Salomone. E Pietro, visto ciò, parlò al popolo dicendo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su di noi, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo?» Possiamo pregare che il Signore possa parlarci questa mattina e darci una parola che trasformi la nostra vita, la nostra anima. Signore Dio nostro, in questo momento io ti chiedo che il tuo Spirito Santo possa amministrare, Signore, la parte più intima di quello che noi siamo, Signore, la nostra anima, la sede, Signore, della nostra identità. Che la tua parola arrivi nel profondo, Signore, e che possa attuare una trasformazione. Io ti chiedo anche nel nome di Gesù, Signore, tu possa scacciare via nel nome di Gesù tutti gli spiriti contrari, Signore, alla tua opera qui, in questa chiesa stamattina, e che il cuore dei tuoi figli sia aperto, Signore, aperto alla tua presenza, Signore. Tu sei il nostro ospite d'onore. Non è la musica, Signore, non è il predicatore. Sei tu, Signore, il nostro principe, il nostro re e il nostro Signore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ci troviamo in un momento, qualche settimana dopo il tradimento di Pietro, e Gesù aveva dato una responsabilità enorme a una persona come Pietro, no? Maneggiare un miracolo non è una cosa da tutti, perché noi abbiamo, non so per quale motivo, abbiamo nella nostra mente l'idea che un miracolo è quello che risveglia la Chiesa, risveglia la vita delle persone. Io da come leggo la parola di Dio non è proprio così, perché se voi vi ricordate quando Gesù ha guarito i 10 lebbrosi, soltanto uno è tornato indietro a ringraziare Dio. Nella loro vita non si era risvegliato niente, avevano ottenuto quello che avevano voluto e basta, erano andati lontani da Dio, ma solo uno è tornato indietro. E quindi il miracolo può, sì, risvegliare l'anima di una persona, se Dio veramente sa che quell'anima è un'anima piena di fede, che capisce il senso del miracolo, ma può anche indurire il cuore.
E io qua voglio attirare la vostra attenzione non tanto sul miracolo in se stesso, no? Che è stato compiuto, perché è evidente che Pietro è arrivato, ha visto quella persona, ha parlato con Dio, Dio ha dato questa capacità a Pietro di guarire, ma io voglio attirare la vostra attenzione sulla persona di Pietro, che 50 giorni prima aveva rinnegato il Signore, aveva imprecato quando gli avevano detto eri stato in compagnia con Gesù, lui aveva imprecato 3 volte e 50 giorni dopo il Signore gli dà in mano una responsabilità così grossa. E io dico, ma Signore, ma come mai questo? Sapete perché? Perché Pietro era una persona completamente trasformata dall'amore e dalla grazia di Dio. Forse tu sei qua stamattina che stai dicendo, Signore, ma perché i miracoli non avvengono nella mia vita? Ma perché la vita va sempre avanti in quel modo? Perché io faccio da A a B sempre lo stesso tragitto, sempre le stesse cose, tutti i giorni invariabilmente mi alzo, vado a lavorare, torno a casa, mangio, vado a letto e poi il giorno dopo ancora la stessa cosa e niente cambia, niente succede di straordinario nella mia vita? La risposta è in questo testo. Fratelli, per vivere i miracoli di Dio giornalmente noi dobbiamo essere trasformati. Dio non ci darà in mano un candelotto di dinamite se noi siamo capaci di farlo esplodere nel momento giusto e nel modo giusto. Sapete che la parola miracolo o opera potente è tradotta dal greco con la parola dunamis, dal quale derivano tante parole in italiano, dinamo o dinamite. Allora Dio ha dato in mano questa dinamite a Pietro per farla esplodere nel momento giusto, senza far del male a nessuno, senza allontanare le persone. Ma per fare questo, fratello, sorella mia, tu che sei qua stamattina come ospite, Dio non può compiere un miracolo se noi non siamo completamente trasformati dalla grazia di Dio. E tu che sei qua stamattina, dai libertà a Cristo di fare questa trasformazione, perché Dio ama figli che si lasciano modellare, si lasciano plasmare dalla sua potente mano. Dio non accetterà un posto di seconda categoria nella tua vita. Dio non accetterà un posto di seconda categoria nella tua famiglia o nella tua chiesa. Ci sono chiese oggi che predicano un Vangelo vuoto, perché? Perché Cristo è fuori dalle porte della Chiesa. E l'ultimo appello che si trova in Apocalisse capitolo 3 versetto 20 dice: ecco, io sto alla porta e busso. L'ultima chiesa che rappresenta l'ultima chiesa del XXI secolo, e oggi siamo nella chiesa del XXI secolo, Cristo è fuori dalla porta che bussa e chiede asilo e chiede la possibilità di entrare nelle chiese, entrare nelle vite, entrare nelle famiglie e dire: posso fare qualcosa nella tua vita? Il Signore è qua stamattina per dirci: posso fare qualcosa nella tua vita in modo che tu venga plasmato dalla mia mano, che tu viva un miracolo quotidiano. Fratelli, la Chiesa ha bisogno di essere plasmata dalla mano di Dio. Cosa vuol dire essere trasformati? Come pastore, come posso essere trasformato perché possa vivere così il mio miracolo insieme al Signore? Essere trasformato, punto numero 1, è vedere le esatte necessità delle persone che stanno vicino a noi. Voi provate a immaginare la scena, ok? Questo zoppo che era lì all'ingresso del Tempio, voi sapete che c'era tutta una psicologia, come queste persone che si mettono agli angoli delle strade, no? Loro conoscono molto bene la psicologia delle persone che passano. Loro sanno chi tu sei, se hai pieno il portafoglio, se hai il portafoglio vuoto, se possono chiederti qualcosa, se non possono chiederti niente. Loro sanno esattamente il punto dove toccare, no? E questa persona qua che tutti i giorni andava lì all'ingresso del Tempio, non ci si metteva a caso all'ingresso del Tempio, perché intanto c'era un passaggio di persone, no? E quindi tutte le persone che loro vedevano cercavano di fare ovviamente gli occhi dolci per cercare di guadagnare qualcosa. E quel giorno lì gli è capitata una persona totalmente diversa dal solito, che era l'Apostolo Pietro insieme all'Apostolo Giovanni. E l'Apostolo Pietro, quando ha visto questa persona chiedendole l'elemosina, ha visto una cosa completamente diversa. Allora, guarda la scena come si svolge. Lui arriva davanti a questa persona seduta lì, che aspettava l'elemosina, e Pietro si ferma e dice la parola di Dio che lo guardava. Allora ti voglio chiedere una cosa.
Perché ci sono persone nel mondo che stanno facendo l'elemosina della vita, tu lo sai, che stanno raccogliendo le briciole della vita, anche se noi vediamo che vanno in giro con la macchina, hanno una bella casa, hanno una bella famiglia. Quando tu vedi queste persone, cosa vedi? Perché Pietro guardava quella persona e sai cosa stava dicendo? Tu non hai bisogno di elemosina, tu hai bisogno di tutt'altro. E Pietro guardava nel profondo dell'anima di quella persona e a un certo punto ha esclamato una cosa che mi tocca profondamente. Lui ha detto: io non ho né oro, non ho argento, ma quello che io ho te lo do volentieri. Allora ti faccio una domanda: cos'è che hai più di prezioso nella tua vita? Io so che dentro di te, se tu sei un figlio di Dio, tu hai la cosa più preziosa che possa esistere sulla faccia di questa terra, che si chiama Gesù di Nazareth. E tu devi condividere questo Gesù di Nazareth con le persone che stanno raccogliendo l'elemosina nella vita. Le persone hanno bisogno di conoscere Gesù. La settimana scorsa abbiamo fatto una cosa interessante con gli adolescenti. Abbiamo fatto un elenco di argomenti che loro vorrebbero discutere durante i loro incontri e che io e il pastore Caio portiamo loro, no? E abbiamo fatto un elenco di 20 argomenti e poi ho cominciato a leggere questi argomenti: depressione, ira, bassa autostima, amicizia, e a un certo punto mi si è illuminata una lampadina. Ho detto: Signore, ma nella tua parola c'è scritto tutto quello che riguarda l'essere umano. La parola di Dio tratta depressione, la parola di Dio tratta sulla famiglia, la parola di Dio tratta sull'amicizia, la parola di Dio tratta sull'ira, la parola di Dio tratta sull'angoscia. Gente, noi abbiamo a disposizione una miniera qua dentro che parla di tutte le esperienze dell'essere umano e tu ce l'hai lì nelle tue mani e le persone hanno bisogno di questo. Ma se noi non siamo trasformati da quello che Dio ci dice in questa parola, noi non possiamo trasformare gli altri attorno a noi. Noi dobbiamo conoscere tutto il consiglio di Dio. Io quando guardo la mia scrivania, fratelli, con 20 Bibbie in tutte le lingue del mondo, io mi chiedo: Signore, ma sto onorando sufficientemente quello che c'è scritto in queste 20 Bibbie? Quanto mi dedico io alla tua parola? Quante volte io mi alzo la mattina con la voglia di scoprire che meraviglioso viaggio posso fare col Signore qua dentro. Ci sono state delle persone che hanno dato sangue perché questa Bibbia potesse arrivare a noi oggi. I riformatori che sono stati bruciati a rogo. Giovedì scorso sono andato a Brescia. In centro a Brescia c'è la statua di un signore italiano, perché anche in Italia ci sono stati i riformatori, che si chiama Arnaldo da Brescia. Qualcuno di voi conosce? Che tristezza, gente. Un riformatore che è andato a rogo perché ha voluto vivere la riforma della parola di Dio, essere trasformato dalla parola di Dio quando c'erano i secoli bui in cui c'era l'Inquisizione. Questi sono eroi della fede italiani che hanno dato tutto se stessi per trasformare delle vite. Quanto tempo tu passi col Signore giornalmente? In preghiera, nello studio della parola di Dio, per sapere quali ricchezze hai a disposizione, per trasformare le vite a cui ti passano a fianco. Pietro guarda quella persona, passa lì vicino a lui, vede che con le mani così chiede l'elemosina, ma lui guarda più in là e dice: io oro e argento non ce l'ho, ma quello che ho io te lo do, te lo voglio dare. Fratelli, che cosa meravigliosa essere trasformati dalla parola di Dio. Sai perché a volte noi non vogliamo essere a contatto con Dio? Perché a noi piace la vita che facciamo. Sei d'accordo con me? Sai, la trasformazione comincia con la sincerità con Dio. Io conosco la storia di un uomo omosessuale che tutte le volte che apre la parola di Dio, no? Lui piace leggere la Bibbia, ma tutte le volte che arriva a quei passi dove si parla della parola di Dio,
lui taglia con la forbice e butta via. È un uomo molto famoso, vi dirò anche chi è il famoso Gandalf del Signore degli Anelli. Conoscete tutti, penso. È lui. Lui quando arriva alla parola omosessualità, lui prende la forbice e taglia, questo è l'ha detto lui in un'intervista, non è che me lo sto inventando. Fratelli, noi a volte prendiamo come se prendessimo la parola di Dio, togliessimo quelle pagine che non vogliamo, ama tua moglie come Cristo ha amato la Chiesa. Complicato. Moglie, stai sottomessa a tuo marito come al Signore, è ancora più complicato. Quello lì. Figli, obbedite ai genitori, perché questo vuol dire avere lunga vita sulla terra, siate sottomessi a loro. Dio vuole trasformarci, gente. Signore, perché non arrivano nuove anime al Signore? Perché la tua vita non è trasformata dalla parola di Dio, dalla presenza di Dio nella tua vita. Signore, voglio vivere il mio miracolo. Stai guardando più in là alla necessità delle persone, stai passando tempo con Dio. Dio vuole che tu vada alla sua presenza per capire la meravigliosa opera che Lui vuole fare insieme con te e per mezzo di te. Pietro era una persona qualsiasi. Pietro era uno che aveva rinnegato il Signore, ma quando lui ha dato mano libera al Signore di operare, arriva lì da questo povero zoppo, lo guarda e gli dice: io non ho oro o argento, ma quello che ho io te lo do. Fratelli, quanta strada che dobbiamo fare col Signore per essere trasformati. Punto numero 2, essere trasformati significa usare il nome di Gesù di Nazaret con sapienza e con conoscenza. Noi evangelici siamo bravi, no? Abbiamo imparato bene la lezione. Sempre alla fine delle nostre preghiere ci mettiamo il nome di Gesù, no? Ti prego questo, Padre ti faccio questa richiesta nel nome di Gesù. Giusto? Sì? C'è qualcuno che non fa ancora? Birichino. Allora, per capire come si fa e perché noi dobbiamo mettere la parola nel nome di Gesù, alla fine te lo dirò con un'illustrazione che mi è piaciuta un sacco. Sono andato su internet un giorno e a me piacciono molti video dove ci sono gli animali, no? Walter ogni tanto ne posta alcuni. E c'è questo video molto interessante di quell'orsetto, no? Che è lì tutto bello, tranquillo, che comincia a saltare nella foresta, fa il tuffo nel fiume, poi a un certo punto, quando è nel fiume, di fronte a lui spunta un puma, no? Sai i leoni di montagna, il puma. E lui, vedendo questo puma, ovviamente è un orsetto, una cosina così, proprio tutto dolce, carino, no? È un bel boccone per il puma. Comincia a scappare, no? Da destra a sinistra, sale su un albero, il puma lo insegue, si tuffa di nuovo, a un certo punto arriva su una roccia, questo orsetto qua guarda il puma che non ha più, cioè, guarda il paesaggio che non ha più spazio dove scappare, a un certo punto l'orsetto fa per aprire la bocca, e ovviamente gli orsetti quando aprono la bocca per fare un grido di aiuto, giusto? Perché è un orsetto, è un cucciolo. Ma quando lui apre la bocca si sente e il puma scappa via. Sai perché? Perché dietro c'era la mamma, parecchio arrabbiata. Quando io prego nel nome di Gesù, cari miei, noi abbiamo un papà onnipotente che quando diciamo vieni nel nome di Gesù, lui interviene nella battaglia. Quando io dico a Satana di andarsene via dalla mia vita, vattene via nel nome di Gesù, sapete chi viene direttamente a urlare dietro? E nel nome di Gesù il Signore viene insieme a noi, insieme a te. Pietro prega, nel nome di Gesù quello che io ho te lo do. Gesù arriva, paf, e il miracolo succede.
Ma per fare questo, fratelli, noi dobbiamo essere in piena armonia col Signore, perché noi non possiamo usare solo con la bocca questo. Noi dobbiamo essere in totale sintonia col Signore affinché la persona del Signore attraversi la mia persona, entri nella battaglia e faccia quel miracolo che io aspetto da tanto tempo. Allora la domanda è: tu sei trasformato a tal punto da usare il nome del Signore e di essere sicuro che la cosa succederà? Gesù arriva davanti al sepolcro di Lazzaro. Ti ricordi questo episodio? E a un certo punto dice: Padre, io so che tu mi esaudisci sempre. Fratelli, le nostre preghiere sono fatte così. A volte io credo, no, che la preghiera, ho letto proprio un commento di un grande predicatore americano che dice: le nostre preghiere sono sterili, vuote e fredde, come un monologo. Ma sai, quando gli ebrei pregavano il Signore, la preghiera era più come un mercato dove c'era chi urlava e anche chi rispondeva. Queste persone avevano un'intimità così forte con Dio che quando dicevano nel nome di Gesù io voglio che succeda questo perché tu mi hai detto che succederà, Signore, quella cosa succedeva. Quante volte noi abbiamo pregato con il dubbio che quella cosa succedeva? Anche tu hai fatto questo? Sì? Solo in 3-4? Mamma mia, tutti maturi qua, Ma quando quest'uomo ha pregato nel nome di Gesù, la cosa è successa. Tu vorresti la stessa cosa? Ti do la formula, la ricetta, perché noi italiani siamo famosi per essere cuochi, no? La ricetta è: dobbiamo essere trasformati se vogliamo che questo succeda. Essere trasformati significa non solo fare in modo che la cosa succeda, ma prendere per mano la persona che noi abbiamo trasformato vicino a noi e accompagnarla a una piena libertà in Cristo. Allora non so se tu hai letto bene quel testo lì, ok? Quando dice così, rileggiamolo insieme, quel versetto. Atti capitolo 3. Versetto 7 dice: lo prese per la mano destra, lo sollevò dopo che aveva pregato, dopo che aveva invocato il nome del Signore, e in quell'istante i piedi e le caviglie gli si rafforzarono. Solo in quell'istante. Allora, sai di cosa ci parla questo versetto? Ci parla del mandato della Chiesa. Nel momento in cui noi vediamo delle persone che entrano da quella porta, si convertono, queste persone però hanno bisogno di fare una cosa, di essere prese, sollevate e portate alla presenza di Dio. Perché subito dopo che questa persona è stata sollevata, lui è entrata nel Tempio e ha cominciato ad adorare. Perché questa persona è una persona profondamente legata al suo stato di vita fino a pochi minuti prima. Perché lui cosa faceva? Per tutta la vita ha chiesto elemosina e aveva bisogno di capire che era in una condizione nuova di figlio di Dio, guarito completamente per avere un rapporto personale con Dio. Allora, quando noi abbiamo delle anime che si stanno avvicinando al Signore, quelle anime credono nel Signore Gesù. Il compito mio come credente, il compito tuo come credente è riprendere quella persona, sollevarla e portarla alla presenza di Dio. Noi non saremo trasformati se noi non curiamo integralmente la persona. Noi abbiamo bisogno di prendere quella persona e guarirla completamente. Malati, ex malati che guariscono nuovi malati. Sai, gli ex malati diventano infermieri di Dio. Questo Pietro qua, che era un ex malato,
Quando ha sollevato questa persona dice che le sue caviglie si sono completamente rafforzate, ma solo in quel momento lì. Sai perché la Chiesa oggi non è trasformata? Perché oggi siamo arrivati al XXI secolo a essere la Chiesa microonde. Sai cos'è la Chiesa microonde? Caso di possessione, tu prendi dal freezer il tuo versetto, lo metti dentro, accendi, a posto. Caso di depressione, altro versetto, consegni, accendi il microonde, risolto. Ci sono degli esperti della parola di Dio, ma prendere una persona, accompagnarla fino alla piena libertà è tutta una cosa diversa. Quando Gesù ci dice: se qualcuno ti chiede di fare 1 miglio con lui, fanne 2. Ti ricordi questo testo? Vuol dire prendere la persona e accompagnarla. Oggi noi non vogliamo entrare nei problemi degli altri. Oggi noi non vogliamo prenderci cura e tempo degli altri. Sai perché? Perché porta via tempo a noi. Questo Pietro qua, che aveva il compito di evangelizzare il mondo, sai cosa ha fatto? Ha sollevato questa persona, l'ha accompagnata dentro e ha cominciato a predicare in base al miracolo che era avvenuto. Abbiamo bisogno di dottori e infermieri che possano accompagnare i propri fratelli, le proprie sorelle, i propri amici, i conoscenti alla presenza di Dio. Non basta che dalla nostra bocca escano: credi in Gesù e sarai salvato, punto. Non è così che la Chiesa agisce. Ti ricordi ancora Gesù quando è arrivato davanti al sepolcro di Pietro, pietra chiusa, Lazzaro esce, e come mai Gesù ha detto ai suoi discepoli: toglietegli le bende? Non poteva fare uscire quel malato senza bende già? Sì o no? Era Dio, poteva farlo. Ma quando Lazzaro è uscito gli ha chiesto a tutti i discepoli: toglietegli le bende. Togliere le bende, fratelli, è un compito di chi? Dei pastori? C'è questa convinzione a volte, no? Butta tutto al pastore, tanto lui risolve. E la parola, gente, che tu devi avere nelle tue mani giorno dopo giorno, non è quello che ti dà gli strumenti per guarire le persone vicino a te? Trasformati per trasformare. Pietro ha preso questa persona e l'ha accompagnata alla piena libertà in Cristo. Solo nel momento in cui lui l'ha rialzata, questi piedi si sono rafforzati. Pastore, voglio vedere una chiesa piena. Sei disposto a perdere tempo? La mia domanda è questa. Sei disposto a perdere tempo della tua vita perché persone vicino a te possano essere trasformate? Perché essere trasformati noi significa lasciare da parte il Dio tempo, spendere tempo con le persone. Questo è quello che ci insegna questo testo biblico. E ultimo, essere trasformato significa non prendere mai la gloria per se stessi. Pietro, visto ciò, versetto 12, parlò al popolo dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su di noi come se per nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? Dio aveva dato la responsabilità a Pietro di fare un miracolo, e Pietro l'aveva fatto, e lui cosa stava facendo? Spostava l'attenzione da se stesso a Dio. Dice: guarda, tutto quello che è successo è merito del Signore. Quando io dico la mattina, quando entriamo qua al gruppo di lode, preghiamo, dico: il Signore è il nostro ospite d'onore. Non è io che predico, non siete voi che cantate, è il Signore. E quando Pietro ha fatto questo miracolo che poteva prendersi tutta la gloria, ha detto: guarda, è il Signore il responsabile di tutto questo, è Lui l'ospite d'onore, è Lui il protagonista, è Lui quello che splende oggi. Essere trasformati, fratelli, sai cosa vuol dire? Vuol dire che Cristo solo deve risplendere nella nostra vita. Solo questo. Quando noi avremo dei successi nella nostra vita è perché il Signore mi ha accompagnato fino al successo. Io non ho fatto niente. Ho solo dato a disposizione la mia vita. Sono diventato dottore, sono diventato ingegnere per la gloria di Dio, perché Dio mi ha dato un'intelligenza e la capacità di farlo. Ho tanti soldi a disposizione, gloria a Dio. È per la gloria di Dio che ho tanti soldi. Dio non è contro la ricchezza,
Dio è contro la ricchezza senza di Lui. Ma se tu sei qua stamattina, non so se tu hai capito un po' quello che ho voluto trasmetterti. Senza essere trasformati, noi non possiamo trasformare. Pietro è stato trasformato, è stato usato dal Signore per trasformare un'altra persona e attraverso questa persona lui entrerà nel Tempio, voi potete leggere a casa, e un sacco di persone, tutta la folla ha ascoltato la parola di Dio e si è trasformata a sua volta. Perché? È partito tutto da una persona. A volte essere trasformati è come quella partita di bowling, no? Tu lanci la palla, prendi il primo birillo in mezzo e dopo tutti i birilli facciamo strike nel mondo spirituale. Il Signore vuole usare la tua vita per trasformare tante altre vite vicino a te. Ma prima devi cominciare dalla tua anima. Pietro era una persona normale, ha lasciato il Signore agire e cose straordinarie attraverso di lui sono state fatte. Quindi tu sei una persona normale come Pietro. Dio potrà usare la tua vita nella misura in cui tu permetti a Dio di plasmare la tua anima, lasciare trasformare la tua anima dal sua potente mano. Essere trasformati significa guardare alle reali necessità delle persone. Essere trasformati significa usare il nome di Gesù con conoscenza e con potenza. Essere trasformati significa essere come Pietro, persone che hanno rialzato e accompagnato la presenza di Dio perdendo tempo prezioso perché anche altre vite possono essere trasformate. Questo significa avere un'anima aperta a un cambiamento. Il Signore vuole farlo con me, il Signore vuole farlo con te. Che tu possa essere disposto a fare questo. Il Signore ha il suo miracolo quotidiano per la tua vita. Ma noi dobbiamo cambiare. Chiudiamo i nostri occhi e cominciamo a pregare. Invito già il gruppo di lode, se possibile. Signore Dio nostro, io non conosco, Signore, il cuore delle persone che sono qua stamattina. Il primo insegnamento che noi riceviamo da Gesù è che Gesù stesso si è trasformato da spirito eterno a uomo, ha sofferto sulla terra perché noi potessimo essere salvati e trasformati dalla sua grazia. Che messaggio potente che Gesù ci ha dato. Ma noi a volte non vogliamo nemmeno trasformare le nostre piccole abitudini quotidiane per la causa di Cristo. Signore, che tu possa questa mattina lavorare con la tua Chiesa, Signore. Persone lontane, Signore, non nel corpo ma nell'anima, possono essere riavvicinate nel nome di Gesù. Persone che hanno una vita, Signore, costante, sempre uguale a se stessa. Signore, ti faccio una preghiera un po' pericolosa, che tu possa scuotere questa vita, affinché si possa capire, Signore, nella tua Chiesa, che senza trasformazione non esiste miracolo, senza impossibilità umana non esiste miracolo. Signore, Pietro, un uomo qualsiasi, trasformato dalla tua grazia, è stato capace di fare grandi cose per te, perché lui ha dato la mano libera a essere cambiato. Signore, le persone che hanno avuto un
una breccia nel loro cuore questa mattina e stanno dicendo: Signore, lavora con la mia anima, che tu possa, Signore, fare un miracolo questa mattina nelle loro vite. Dai loro capacità e possibilità, Signore, di vivere questa vita sulla terra in modo diverso. E adesso, Signore, io ti chiedo che tu possa dare il coraggio a queste persone di alzare la propria mano, Signore, e di chiedere preghiera nella tua Chiesa e dirti: Signore, ho bisogno di questo, ho bisogno di essere trasformato. Tu vuoi la trasformazione? Dio ti benedica qua a destra, Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica là dietro. Mentre tu hai ancora gli occhi chiusi, voglio dirti una cosa. Una volta una persona mi ha detto: pastore, ma sono sempre gli stessi che vanno là davanti. Ho detto: amen, alleluia. Vuol dire che queste persone sono sempre sensibili alla parola di Dio. Ma io ti voglio dire una cosa in più. E quelli che non vengono mai davanti, quelli che non hanno il coraggio di dire: Signore, voglio. Io ti chiedo, Signore, questa mattina che tu possa dare coraggio a queste persone per fare un passo verso di te e chiedere trasformazione per la tua gloria. Tu vuoi la trasformazione del Signore? Io voglio pregare insieme a te. Alza la tua mano nel nome di Gesù, non permettere che la vergogna ti prenda. Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica qua, Dio ti benedica ancora. Amen. Alziamoci tutti in piedi. E mentre noi teniamo questa musica in sottofondo, io ti chiedo che tu che hai alzato la tua mano, vieni qua davanti senza vergogna nel nome di Gesù e permetti che il Signore possa aiutarti a fare dei passi con Lui. Ok? Anime lontane, venite vicino al Signore. Venite vicino al Signore. Il Signore vuole cambiare le vostre vite. E noi ci stupiremo di quello che il Signore farà attraverso di noi. Se Lui brillerà nella nostra vita, se Lui brillerà, tutto cambia. Chi è davanti a questa bicicletta a due posti? Lascia che Lui guidi. Lascia che Lui ti porti in posti inaspettati, ma soprattutto goditi il paesaggio, perché il Signore ci porterà in posti meravigliosi, dove la Sua grazia si manifesterà in un modo straordinario. Amen. Possiamo pregare insieme? Signore Dio nostro, io ti ringrazio, Signore, per il coraggio di queste persone che sono qua a fianco a me, Signore. Io stesso ho bisogno di questa trasformazione. Abbiamo bisogno, Signore, che tu brilli nelle nostre vite. Tu sia il protagonista, Signore. Per fare questo dobbiamo abbandonare il nostro vecchio io, salutarlo, fargli il funerale e dirgli: basta, ti seppellisco. L'Apostolo Paolo dice: fate conto di essere morti alle cose di questo mondo. Signore, questa mattina noi vogliamo fare il funerale al nostro vecchio io e dire: Signore, permetto che la tua mano potente trasformi la mia argilla e che noi possiamo, Signore, godere di quello che tu farai attraverso di noi e in noi. Signore, io ti ringrazio perché tu tieni fede alla tua parola, persone trasformate per trasformare vicino a noi. Usa questi fratelli, queste sorelle, Signore, le persone che sono qua davanti per la tua gloriosa opera, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Io vi benedico.